Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Morsi di Sicilia. Oggi ricetta super natalizia e anche super tradizionale. Prepariamo insieme quello che è il dolce tipico delle feste qui in Sicilia, il buccellato. Non so se avete mai visto un buccellato, bene, è una corona di frolla farcita con un ripieno golosissimo e arricchita con della frutta candita, insomma in maniera estremamente barocca. È bellissimo da vedere e buonissimo da mangiare. Prepariamolo insieme. Come vedete ci servono giusto 2 ingredienti, ma credetemi che ne vale la pena. Ci serviranno nocciole tostate, noci tostate, mandorle tostate e pistacchio. Ci servirà della frutta candita, della zuccata se la trovate, o della pera va bene anche, del cioccolato fondente, dell'uvetta passa e dei fichi secchi precedentemente ammollati in acqua. Teneteli almeno 6 ore, fateli reidratare ben bene. Ci servirà del marsala dolce, dei chiodi di garofano e della cannella, del miele, della scorza d'arancia e della scorza di mandarino. Ci servirà un uovo, dello strutto, dello zucchero, della farina 00, un pizzico di sale, dell'aroma vaniglia, dei canditi per guarnire il dolce e anche altre 2-3 cosine che vedremo man mano. Direi di metterci subito all'opera, facciamoci spazio. Per prima cosa inizieremo dalla frolla, quindi tengo qui tutto quello che mi serve per realizzarla. Recuperiamo una bella ciotola capiente e versiamo all'interno la farina, lo zucchero, un pizzicotto di sale e amalgamiamo le polveri. Creiamo un'incovo all'interno nella quale verseremo lo strutto. So già quello che state pensando. Posso sostituirlo col burro con altro grasso? Sì, volendo sì, un po' come in tutte le frolle, ma nella ricetta tradizionale ci va proprio lo strutto e io lo utilizzo. Andiamo a mettere l'uovo facendo attenzione, versare anche il guscio all'interno. Aggiungiamo un cucchiaino di miele e anche dell'aroma vaniglia. Lavoriamo prima con una forchetta per rompere un po' l'uovo e poi con le mani. Cerchiamo di lavorare la frolla rapidamente per evitare di surriscaldarla troppo e di stimolare la fuoriuscita del glutine, così otterremo una frolla ben friabile. E poi finiamo di compattarla sul tagliere, lavorandola con i palmi delle mani. Man mano che la lavoriamo la nostra frolla prenderà consistenza. Inglobiamo tutte le bricioline che sono rimaste sul piano. Se disponete di planetaria potete realizzare l'impasto assolutamente con quella utilizzando il gancio a foglia, anzi per certi versi anche meglio, così lo lavoriamo meno ancora. Ottenuto il nostro panetto omogeneo, piuttosto che farlo riposare diciamo così, lo andiamo a stendere fra 2 fogli di carta forno. Schiacciamo un po' e andiamo di mattarello. Dovremmo ottenere una sfoglia rettangolare, alta più o meno mezzo centimetro, lunga 2 volte quanto larga. Il foglio di carta forno un po' ci fa da guida. Man mano che la stendiamo e avremo una forma sbilenca, cerchiamo di regolarla, così ci aiutiamo a creare il nostro rettangolo. E via di mattarello. Ottenuto un rettangolo più o meno omogeneo, lo lasciamo riposare una mezz'oretta in un luogo fresco e asciutto e ci occupiamo del ripieno. Per prima cosa, all'interno di un cutter andiamo a triturare la frutta secca: noci, nocciole, mandorle e pistacchi, che non aggiungo perché in questo caso li ho già in granella. Ottenuta una granella, la andiamo a versare all'interno di una bowl. Quindi frulliamo i fichi secchi, che però prima priviamo del picciolo. Come vi dicevo, sia i fichi che l'uvetta sono stati lasciati in ammollo per circa 6 ore per reidratarsi. Aggiungiamo anche il marsala, che ci aiuterà a fare un trito più omogeneo, e creiamo una poltiglia. Bene, poniamola all'interno della bowl insieme alla frutta secca. Interno della bowl, ragazzi, interno della bowl. E inseriamo all'interno anche il pistacchio, l'uvetta, i canditi, il cioccolato tritato. Voilà. Aggiungiamo la scorza d'arancia e di
mandarino, aggiungiamo le spezie, un cucchiaino colmo di cannella e qualche chiodino di garofano opportunamente pestato al mortaio. Saranno un 7. Voilà. Guantino, almeno io, fatelo anche a mano libera se volete. Voi non avete idea del profumo che fa. E anche il ripieno del nostro buccellato è praticamente pronto. Adesso andiamo a creare un cordoncino che faremo riposare tanto quanto la frolla, così che si compatti un po'. Il nostro foglio di carta forno ci fa un po' da guida, perché la lunghezza del nostro cordoncino deve più o meno corrispondere alla lunghezza del foglio di frolla che abbiamo creato. Arrotoliamo e facciamolo riposare in frigo. Lo riprenderemo fra 2 ore. Trascorso il periodo di riposo, andiamo a recuperare i 2 impasti e preriscaldiamo il forno a 180 gradi in modalità statica. Srotoliamo la nostra farcia e la andiamo a disporre così. Praticamente la trasliamo di circa 5, 8, 10 cm e andiamo ad arrotolare il nostro impasto aiutandoci con la carta forno. È importante che la frolla aderisca bene al ripieno. Ci assicuriamo di avere frolla a sufficienza per coprire tutto il rotolo e tagliamo. E ruotiamo il nostro buccellato così da dare la classica forma di ciambella. Facciamo attenzione, infilziamo all'interno della pasta frolla che abbiamo lasciato in eccesso e utilizzando la pasta frolla avanzata andiamo a colmare eventuali lacune di impasto. E adesso il buccellato va tutto inciso. Io uso questa pinzetta dentellata qui, vado a punzecchiare letteralmente tutto il buccellato. Andremo a creare dei disegni durante la cottura, andremo a far vedere il ripieno mentre cuoce. Dobbiamo appunto arrivare a pinzettare fino al ripieno. Creata la nostra dentellatura, il buccellato è pronto per andare in forno. 180 gradi in modalità statica. Una volta sfornato il nostro buccellato, andiamo a spennellarne la superficie con della confettura o della marmellata diluita con un pochino d'acqua. Andiamo proprio a lucidare. Lo inforniamo per un altro paio di minuti. Nel frattempo che completa l'ultima fase di cottura, andiamo a preparare della frutta candita con il quale decoreremo il nostro buccellato. In questo caso sono arance, albicocche e pere, ma potete utilizzare quella che più preferite, le ciliegine ad esempio, super gettonate per questa preparazione. Ci prepariamo anche della granella di pistacchio che renderà tutto ancora più sontuoso e tiriamo il nostro buccellato fuori dal forno. E voilà! Decoriamo. Ed ecco pronto il nostro buccellato. Che dire, una corona di maestosità, sarà assolutamente il re della festa. Non vi resta che lasciarlo raffreddare e portarlo in tavola, goderlo con le persone che più amate.